Eder. Mac. Pallister. Ho bisogno di voi, ho bisogno che qualcuno risolva questo problema. Io spero che venga fuori la verità, che qualcuno scopra qualcosa, che non lo so. Spero che la gente capisca quello che nella vita costruisci, fai, ti viene tutto un colpo, ti crolla tutto da un momento all'altro. A quanto pare Liliana amava un altro uomo. Questo è un grande mistero perché ci sono mille supposizioni, un amante di io mi crolla, capisci, non riesco a immaginare. Secondo me non aveva così idee o di sesso o di amicizie particolari, assolutamente no, perché comunque eravamo sempre assieme. Questo adesso è un momento difficile perché adesso è 2 giorni che mi sono un po' ripreso. Sono stato qua 10 giorni davanti al televisore pensando giorno e notte senza dormire, non riuscivo neanche a mangiare e spero che venga fuori la verità, che venga fuori per capire cosa è successo. Lei non è tipo da andarsene via di casa, capisci? Non è... Cioè, non posso pensare che una persona abbandoni le sue cose, i suoi ricordi, i suoi fiori, le piante. Non posso pensare che una persona se ne sia andata così, assolutamente. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.